voi l'avete fatto con me, che insomma siamo persone uguali, noi che siamo al Ministero, che siamo in politica, nel mio caso per un servizio come per molti colleghi transitorio della vita che ci sottrae tante energie, tanto tempo, ci reclama di impegni importanti e responsabilità veramente gravose, ma che danno l'occasione, e vengo al punto, almeno nel mio caso, di avere ora sì, e lì si parrà la mia nobilitate, la traduzione in atti concreti di pensieri che su certi temi ho da tanti anni. Io sono come formazione una classicista, quindi ho fatto un percorso teorico nella mia vita, pur venendo, lo dicevo prima, da una famiglia molto semplice, quindi non c'era una tradizione né una spinta a far sì che diventassi una liceale e poi facessi l'università, eccetera, però mi piaceva studiare, ognuno ha le sue perfezioni, e quindi di questo poi ho fatto un mestiere, e studiando anche le lettere classiche, le lingue antiche, insomma tutte quelle cose abbastanza complicate e apparentemente meno legate alla realtà, e invece non è così. Mentre ecco, quello che secondo me, oltre alle cose belle che avete scritto, me lo guarderò con attenzione sulla formazione professionale, su quello che in Europa appunto si chiama vocational educational training, io mi permetto di aggiungere un ingrediente, visto che siamo a ridosso del graditissimo buffet che avete preparato, e cioè sì, è vero, la formazione professionale serve moltissimo a ridurre fenomeni inquietanti come quello della dispersione scolastica, a recuperare ragazzi che magari non ce l'hanno fatta o non hanno potuto farcela nel percorso tradizionale, però vediamolo anche dal punto di vista più costruttivo e positivo. La formazione professionale, lì dicevo, deformata dal mio mestiere, che è quello di guardare alle parole, l'inglese ci aiuta, è veramente, deve essere una scelta vocazionale, cioè deve aiutare voi, deve aiutare Michael, deve aiutare Giulia, deve aiutare Gianbattista, e tutti voi, Daniel, c'è un'onomastica molto poco italiana, questo è un altro discorso, a trovare se stessi, cioè a trovare quel talento che avete e che io per esempio sono una persona che ha scarsissima manualità, in applicazioni tecniche avevo voti sufficienti, ma proprio in virtù di come ero un po' più brava nelle altre materie. Ma se invece si è bravi e si sente di voler fare cose in cui serve la testa, ovviamente, perché la progettazione di un circuito elettrico o di un pezzo di carrozzeria di motore, accidenti se richiede l'impiego della testa, però servono anche le mani, serve anche un coordinamento completo, insomma, della persona. E allora se questo è, questa deve essere la vostra opportunità, e questo deve essere, e questa è la sfida europea, quindi benissimo portarlo sul tavolo del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri come uno dei contributi italiani al semestre di presidenza, deve essere veramente il punto di partenza per dare una risposta al grande dramma di oggi, che è la disoccupazione giovanile. E questo significa che se voi avete delle competenze qualificate, se voi arrivate sul mercato del lavoro non solamente con l'idea che il lavoro è un diritto, ed è un diritto, il lavoro deve dare dignità e deve dare dignità, ma che anche potete voi dare alla società con le vostre qualità, con quello che avete imparato e col vostro talento naturale, beh, allora davvero il circuito si chiude. E io credo molto a questo.